C'è soddisfazione da parte di tanti cittadini, perché no, ogni tanto anche qualcosa che non va e che quindi deve essere corretta. Noi abbiamo la tendenza a cercare la perfezione quando altrove altri guardano a noi con attenzione. Basterebbe pensare al caso della Sardegna, che ha notoriamente, e di questo li ringrazio perché ho sentito anche il collega della Sardegna, mutuato il percorso di controllo ai confini della regione siciliana, e ho letto sui giornali di modello Sardegna. Ogni tanto dobbiamo amarci di più, lo dico anche a voi, dobbiamo amarci di più, evidenziare le cose che non vanno e se c'è qualcosa che funziona magari dire che la nostra terra non è per forza quella dannata che ci ostiniamo a volere raccontare. Careggiver e malati di fibrosi cistica, perché proprio i malati hanno problemi con i polmoni. Sui caregiver abbiamo ovviamente dato un'indicazione, sarebbe stato assurdo nella stessa casa avere il disabile gravissimo che si vaccina e chi lo aiuta e lo sostiene no. Per i malati di fibrosi cistica ho dato un'analoga indicazione, sono un numero molto contenuto. Ecco, non mi piace aderire a questa idea di populismo vaccinale per cui c'è sempre una categoria che viene dimenticata. Basterà avere le dosi per tutti per avere la certezza di vaccinare tutti i cittadini siciliani nei tempi che ha dato il Presidente della Regione. Assessore, una legge sull'endometriosi, una legge che colma un vuoto, presentata il giorno della festa delle donne per una malattia che porta il segno femminile. Oggi diamo attuazione ad un provvedimento legislativo che ha avuto la prima firma dell'onorevole Lantieri e dell'onorevole D'Agostino. Mettiamo in rete tante attività, cerchiamo di raccontarlo con un piano di formazione che abbiamo condiviso con l'assessorato all'istruzione guidato dal professore Lagalla. Attuare la legge significa anche fare conoscere quello che la Regione mette a disposizione e auspicabilmente, come diranno meglio di me tutti i professionisti coinvolti, significa anche tenere in considerazione l'idea che per interventi di altissima specializzazione c'è la nostra Regione.